Nonostante l'inizio d'anno tragico per il mondo del lavoro, nel primo semestre del 2026 sono in diminuzione le morti bianche, 8 da inizio anno in tutta la nostra regione. Ad aumentare rispetto allo scorso anno sono invece gli infortuni di chi va e torna dal lavoro. Le statistiche parlano di un più 30% rispetto allo scorso anno. Questi i dati diffusi dai sindacati confederali in occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. La dignità del lavoro passa attraverso anche la consapevolezza che le persone che lavorano devono tornare a casa con le proprie gambe, passa attraverso la consapevolezza che evidentemente non si è fatto sotto il profilo legislativo ancora tutto quanto serve per impedire che ci sia anche una sola morte sul lavoro. Dopodiché è chiaro che noi siamo soddisfatti che almeno rispetto al primo quadrimestre ci sia una flessione così rilevante delle morti sul lavoro. L'obiettivo è azzerare le morti sul lavoro. La sicurezza non è soltanto dei lavoratori o dei sindacati, ma è un fatto di società, perché quando uno muore per mancanza di un investimento privato è tutta la società nostra che ci rimette. Perciò questa giornata, secondo me, deve essere un punto di partenza veramente per arrivare a 0 morti. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire in formazione. La formazione è fondamentale perché riguarda tutti, sia i datori di lavoro e sia i lavoratori. Una formazione fatta con tutti i crismi, non quelle formazioni fatte anche online da 8 ore che non si capisce poi nulla, ma una formazione che possa veramente dare anche una cultura del lavoro, perché non possiamo andare avanti ragionando sempre e solo nella velocità degli impianti e quindi la cultura del massimo profitto.